Buonasera, benvenuti in diretta video Ciao. qui su Unica Radio. Come vi abbiamo anticipato è venuto a trovarci Riccardo Azzeni. Potete vedere che insomma lui non può stare senza dipingere o Non ce la disegnare, faccio, non e ce la infatti tutto il periodo che ha accompagnato la preparazione. Altrimenti mi metto le dita nel naso. Il Altrimenti si problema è mette le quello, dita nel sì, devo sempre- Esatto. Anche il pennello nel naso. Attenzione, Può fermiamoci succedere. qua. Fermiamoci qui. Tutto il periodo sicurezza. che ci ha accompagnati appunto nella preparazione di questa intervista, lui l'ha passato a disegnare, ha iniziato a disegnare perché oggi poi insomma lui ci spiegherà, ci si racconterà meglio Certo, ai nostri certo. microfoni. Gli abbiamo messo anche il microfono vicino al cavalletto, come potete vedere. Riccardo, innanzitutto benvenuto da noi, non eri mai Grazie. stato da noi su Unica No, Radio. però vi seguo in tutte le dirette. Quindi Puoi anche interrogarmi. raccontiamo, L'ultima non l'ho vista, però. puoi anche interrogarmi. Raccontiamo ai nostri ascoltatori che ci siamo incontrati una notte in via Manno. In via Era Manno, in via è vero. Manno. Abbiamo deciso poi di fare questo incontro perché non l'avevamo mai fatto da tanto tempo, però È glielo vero, chiedevo. sì. Da Abbiamo- quando sono venuto a casa tua a mangiare la pasta al sugo, quella buona che avevi fatto, te lo ricordi? Sì, una sera anche insieme a Joe Bastardi. Ciao Joe! E Ambra, non Am- dimentichiamo. Sì, avevamo fatto una cena, avevamo iniziato a parlare poi di una cosa bella, che insomma la lasciamo lì, poi magari ve ne parleremo più avanti, però avevamo fatto... La pasta era buona, il mio La pasta sugo, era molto il, buona, il era mio molto sugo è buona. buono, vero? Sì, assolutamente, assolutamente. E quindi poi abbiamo deciso insomma, di incontrarci. Abbiamo detto, ma perché non vieni a disegnare da noi e ci racconti anche un po' la tua arte e come funziona, insomma, il tuo mondo? Perché in realtà è un mondo variopinto, lo volevo dire questo. Quando, Basta che non esageriamo, eh. quando inizi a disegnare, Riccardo? Oddio, quando inizi prestissimo, nel senso da che ho memoria di me io disegnavo, non lo so, da quando ero molto molto piccolo, quindi è una cosa che mi accompagna, fa parte proprio della mia storia personale. Il disegno, ovviamente come tutte le cose, è nato da una passione, da quello che mi piaceva fare, leggere i fumetti, guardare i cartoni animati, quelli giapponesi, quelli violenti, che non so se danno ancora, insomma. Ora sono Sì, un po'. beh, devo dire che ho rivisto Ken il guerriero Che meraviglia, qualche che giorno fa e meraviglia. mi sono reso Sempre conto bello. che oggi sarebbe impossibile riuscire appunto a trasmetterlo insomma, in qualsiasi canale, perché c'è una violenza spropositata. Sì, Che ne quanto pensi? ci piaceva, quanto ci piaceva. Tu lo Tanto. guardavi Ken il guerriero? Sì, assolutamente. Ogni volta che davano tutte le stagioni me le riguardavo. Mm. Sapevo le canzoni a memoria, anche quelle in giapponese, quella della seconda serie. Molto bello. Vabbè, la prossima volta verrai e ci disegnerai Ken il guerriero. Ah, pensavo ci canterei le canzoni. Oggi anche quello. Ci interesserà, però oggi ci interessa andare a conoscere quello che è il tuo percorso, quindi dici che hai iniziato a suonare a suonare. Io sono abituato con i musicisti. Certo. A disegnare da prestissimo. Sì, da sempre, da sempre. Da piccolo passavo molto tempo a casa perché sono nato con una piccola malformazione ai piedi e quindi per tanto tempo comunque dovevo stare seduto così, il che ha portato due effetti. Uno, che sono diventato un ciccione sin da bambino, e due, che insomma passavo molto tempo a disegnare per passare il tempo, insomma, e quindi sì, insomma. Che cosa disegnavi? Disegnavo le cose che mi piacevano all'epoca, leggevo molto il Topolino, quindi disegnavo i personaggi di Walt Disney, sono un grande fan di Topolino, che tra l'altro l'ho ricomprato anche qualche settimana fa per la prima volta dopo tanti anni. I personaggi dei cartoni animati, i personaggi delle cose che leggevo, che erano principalmente miti greci, perché da piccolo avevo questa passione incredibile per la mitologia e quindi disegnavo tutti i mostri, tutti quegli eroi, quei personaggi là, insomma, che mi piacevano tanto. E Mi poi piacciono come si è ancora. evoluta pian piano questa... Poi si è evoluta che ho continuato a disegnare anche durante tutta l'adolescenza e poi un bel giorno mia madre mi accompagnò ad uno degli incontri che facevano, forse esistevano già i negozi aperti, avevo 15-16 anni, una cosa del genere, e c'era un gruppo di ragazzi che stava promuovendo una rivista che era Gruppo Misto, una rivista locale che faceva fumetti, e quindi avevo portato i miei disegni orripilanti, se ci penso adesso, a questi Ce ragazzi. l'hai ancora quei disegni? No, li ho bruciati in un rituale, Bruciati? in un rituale pagano. Ma li hai sì. bruciati per davvero? No, Ah, assolutamente ok. no.
Quelli serviranno, quelli serviranno. No, perché insomma, non la vivo così male, bisogna guardare con molto affetto al proprio passato, altrimenti è un disastro. Saluta Michela Mura che ci sta guardando. Ciao! Ciao No, Miki! ciao, qua, perché sto guardando Ciao! il computer? Ciao, No, Michela! lui ti sta salutando al Vabbè, computer. faccio un disastro. E quindi niente, avevo portato le mie tavole a fumetti e quindi ho iniziato così, insomma, la gavetta facendo fumetti per questa rivista e poi nel fine settimana andavamo a promuovere la rivista nei centri commerciali facendo disegni per il pubblico e lì quindi ho fatto anche i miei primi disegni al pubblico, insomma è stato... Ma tu hai uno stile personalissimo. Cioè, sì, boh, sì, È riconoscibile. è riconoscibile. Credo che anche chi ci guarda sta capendo quello che intendo, però Ok. sei assolutamente riconoscibile. Come sei arrivato poi a sviluppare il tuo stile? Nel senso che è partito tutto dal fatto che quando telefonavi disegnavi. Sai che io quando telefonavo facevo I una specie quadratini, Sì, i cerchietti, sì. cioè le cose geometriche. Allora io con la geometria, con la matematica, con in generale i numeri ho un sacco di problemi, quindi no, non facevo quelle cose. No, in realtà cioè, i disegni che sto facendo ultimamente, che forse sono un pochettino più riconoscibili rispetto al passato, nascono un po' per caso come evoluzione del mio modo di disegnare, anche in relazione a quello che faccio. Nello specifico l'illustrazione ad acquerello che insomma sto anche pubblicando con più frequenza da un annetto a questa parte hanno quel genere di estetica perché sono molto influenzati dai disegni che faccio dal vivo quando disegno per strada, durante gli eventi per il pubblico, perché eventi del genere ti impongono di arrivare ad una sintesi estrema del tratto, anche a una sintesi del colore, quindi a cercare di arrivare subito al dunque, perché quando fai disegni per il pubblico in un evento dal vivo non puoi impiegare più di 10 minuti per un disegno, perché la gente non passa 40 minuti a guardarti e te la Certo. prendi comoda, no? E quindi ovviamente bisogna trovare una sintesi e da lì credo di aver sviluppato un pochettino questo stile che è molto sintetico, molto semplice Sì. alla fine, insomma. A quale stile, a quale genere può essere avvicinato? Beh, sicuramente umoristico, Mm. sicuramente umoristico, non lo so, è pop anche per i temi che tratto molto spesso, però non saprei, insomma. Credo che ci sia tanta roba simile in giro, perché al giorno d'oggi è molto difficile proprio diventare davvero unici, soprattutto con il bombardamento di immagini che abbiamo e siamo comunque tutti frutto di quello che vediamo, di quello che ci piace. Credo che lo riflettiamo in quello che facciamo poi, che è anche Mi un po' il mio interessa caso. chiederti, e qui mi ricollego a Bellas Mariposas di Sergio Azzeni. Ah, In Bellas Mariposas succede che a un certo punto Luna arriva al mare, ah, si tuffa, non vorrei sbagliare, però ci potete correggere. esatto, certo. No, è da un po' che non lo leggo, però non ho visto il film. Quindi si tuffa e dice: quando nuoto mi dimentico, Mhm. dovevo nascere pesce. Questo mi ha sempre colpito profondamente. In realtà è proprio trovare un qualcosa che ti fa dimenticare del mondo. Ti succede che quando disegni ti dimentichi del mondo? Cosa succede quando disegni? Ma non so, metà e metà, perché quando fai questo genere di cose non penso che tu possa essere troppo scollegato dal mondo. Poi il mondo cosa vuol dire? Il tuo mondo, il tuo panorama. Quindi no, nel senso cerco di essere sempre molto collegato a quello che faccio. Poi, sai, fare un disegno ha diverse fasi. Ha una fase di progettazione, di riflessione, cioè che è la parte più difficile. Cioè si parte dal, ok, vorrei fare un disegno su questo tema, oppure vorrei raccontare questo. E quindi tutta la parte di lavoro sull'idea, magari lì sei molto concentrato nel cercare di arrivare ad una sintesi che poi si possa trasferire su carta. Ma anche in quella fase in cui sei molto concentrato non è che ti sleghi totalmente dal resto, anche perché anzi, forse è bene che tu sia sempre un po' aderente alla realtà che ti sta attorno. Però Una il cosa- disegno fa parte integrante della tua giornata, nel senso che tu Sì, sì, riesci, sì, sì. cioè tu lavori, ci siamo sentiti 2 notti fa, mi hai detto sto lavorando tantissimo ma riesco anche tardi a mandarti una Sì, no. cosa. E Il infatti disegno che ho fatto per la il promozione l'ho fatto disegno che prima di abbiamo andare a utilizzato Ninna. per promuovere poi appunto questo momento, questo incontro, questa intervista, l'hai realizzato una notte, durante la notte, Sì. l'hai infilato facendo Tetris con il tempo rispetto a tutte le altre cose che stavi No, è vero, facendo. è vero, questo sì, anche perché comunque c'erano dei vantaggi tecnici, il disegno era molto piccolo
quindi non dovevo impiegare ore a colorare il foglio come invece faccio con le altre illustrazioni, quelle che pubblico ogni tanto sulla mia pagina o su Instagram, mi portano via tutta la giornata dalla mattina Da fino poco alla hai sera. pubblicato, diciamo, un'immagine nella quale c'erano tutte le persone che sono scomparse nel 2016. Sì, esatto, alcune. Alcune, sì, tutte quelle, diciamo, le icone, Le in icone, qualche esatto. modo. Non tutte sarebbe stato impossibile. Un elenco Però- telefonico. Mi sono espresso male, però diciamo le figure importanti per l'arte, per la musica, Sì, sì, sì. per la letteratura, Mhm. per il teatro, che sono scomparse. Riesci, come ti posso dire? Cerco di spiegartelo a parole mie, Vai. però riesci veramente in qualche modo a farci sorridere. Cioè, non viene la malinconia guardando quell'immagine, Mhm. ma si sorride e in qualche modo si va a pensare a tutto quello che quelle persone continuano a essere per noi. Qual era lo spirito che ti ha animato quando hai deciso di fare quel disegno e perché l'hai fatto? Beh, allora, ovviamente l'idea voleva essere assolutamente ironica perché mi sono immaginato il 2016 come un signore, sai, un po' grigio che ha fatto il suo lavoro, cioè di far nascere qualcuno e di portarsi via qualcun altro che a un certo punto però se ne andava via anche lui perché lasciava il posto al 2017, quindi mi immaginavo questo signore che andandosene via incontrava tutti quelli che aveva fatto sparire, che ovviamente lo stavano aspettando per fargli il mazzo sostanzialmente. Quindi sono partito da questo concetto ironico e beh, la verità è che comunque queste icone sì, ormai hanno lasciato un segno indelebile, quindi non se ne andranno e quello che hanno fatto lo possiamo comunque rivivere tutti i giorni, quindi non volevo che fosse malinconico il disegno perché di fatto non c'era motivo, nel senso le canzoni di David Bowie continuiamo a sentirle, continuano a C'era Dario emozionarci. Fo, c'era Leonard Dario Fo. Cohen. Sì, c'erano Nel frattempo c'erano arrivano tutti i loro. messaggi. Angelica Dolores Vianello Angelica scrive: in Roma, Ciao Caruccia. Ricardinen, Sì. io adoro le tue illustrazioni. Ci scrive Matteo Lecisco Cortu. Vi salutiamo Angelica chiaramente. Ciao, Ciao, Angie. Matteo. E ci scrive il più bravo disegnatore di Di disegnini disegnini, che c'è. certo, E certo. anche Luca Calabro ti saluta. Oh, Ciao che è mio Ricky. cugino. Ciao, Luca. Ciao Luca, ciao Matteo e ciao Angelica. E quindi mi dicevi che appunto Sì, non a voleva che ora esserci l'hai fatto quello? No, Come quello è funziona? uno di quei disegni che mi porta via tutto il giorno. Ho iniziato le matite la mattina. Generalmente funziona, quando faccio illustrazioni di quel tipo, funziona così. Parto con le matite la mattina, fra fare le bozze e arrivare al definitivo delle matite ci vogliono un'ora e mezzo. E poi parte il colore che dura fino alle 4 del pomeriggio circa. Dopodiché faccio il processo di inchiostrazione, ripasso ad acquerello tutti i tratti dei personaggi, e sono un'altra ora e mezza, quindi insomma faccio proprio la mia giornata lavorativa tutta occupata da un'illustrazione. Utilizzi come sempre quella. matite e acquerelli? Sì, sempre matite e acquerelli. In passato ho provato altre tecniche, principalmente i pastelli, non li uso da 10 anni. Però ho scoperto che l'acquerello è un ottimo compromesso se vuoi fare illustrazioni professionali complesse come quelle, oppure disegni dal vivo perché comunque è uno strumento molto, molto agile da portarsi appresso e quindi non lo so, mi sembra il miglior compromesso per fare entrambe le cose. L'olio non l'hai mai, i colori a olio non li hai mai No, provati? no, Perché ci a me- mettono troppo ad asciugare? Ci vuole tanto, non te li puoi portare in giro e ammetto di avere un po' un timore reverenziale nei confronti dell'olio perché non l'ho mai provato, quindi invece gli acquerelli li ho scoperti, non lo so, da ragazzino, quindi ormai mi sento un pochettino a mio agio, anche se essendo un autodidatta ovviamente sono dovuto passare attraverso una serie di errori spaventosi, disegni finiti ma poi buttati per un errore fatto all'ultimo momento, insomma, è tutta la gavetta Ti è mai dell'autodidatta. capitato di fare un disegno bellissimo e E di di passarci? rovinarlo alla Sì. fine sì, Cosa tanti- succede? tanti- Cosa succede se Riccardo Allora, Azzeni passa tanto tempo a fare un disegno e in qualche modo si rovina? Riccardo, Allora, sì, succede questo nel dettaglio. prego, io vado via, vado Ok. via. Allora, succede che ho un momento di estraniamento, quindi esco da me, io rimango fermo a guardare il disegno, nel giro di 2 secondi cerco un modo per salvarlo, dopodiché esplode la rabbia, lo strappo, lo butto, maledico un po' di persone e generalmente non riparto subito, perché se io odio fare una cosa è rifare 2 volte la stessa cosa, quindi o quell'idea è persa per sempre
o la riprenderò più avanti nel futuro, perché tipo il giorno dopo non mi rimetterei mai a fare la stessa cosa. È passato il momento. Nel via. frattempo ci scrivono, Alice Soru ci scrive che figo Ricky, ciao Sì. Alice, Lei dice che sta salutiamo, ancora aspettando il suo quadro. salutiamo, devo recuperare un po' i messaggi perché adesso si sono un attimo accavallati, voi non vi preoccupate, anche, ci hanno scritto anche delle altre cose, adesso le recuperiamo, però tu hai avuto modo di collaborare anche per insomma delle grandi aziende, grandi Sì, e piccole aziende. grandi e piccole aziende. Sì, Raccontaci sì, sì, un po' come arrivi a lavorare con... Beh, se hai dovuto cambiare qualcosa, sei sempre rimasto il Riccardo Azzeni che noi conosciamo. No, ovviamente bisogna adattarsi un pochettino, perché un conto è stare, sai, a casa mia a fare le illustrazioni che prendono a piene mani dal mio immaginario e che rappresentano me. È ovvio che quando fai comunicazione per un'azienda non esisti solo tu, esiste l'azienda con la sua storia. Ad esempio nel caso di Tiscali, con la quale ho collaborato per un po' di anni, o con alcune delle start-up con le quali ho collaborato, entrando poi nell'Open Campus di Tiscali, lo spazio di coworking fighissimo nel quale amo andare. Per quanto tempo avete collaborato? Diversi anni. Ora io ho molta difficoltà a contare, a ritornare indietro nel tempo, a riorganizzarmi la vita, però sono stati un po' di anni. Open Campus continua ad andare tuttora, perché comunque è un luogo fantastico. Tutti i liberi professionisti secondo me dovrebbero lavorare in uno spazio di coworking, perché non Quindi c'è questo rapporto rimane. Sì, è assolutamente, fondamentale. Sì, poi ogni tanto vado a fare i miei lavori di animazione che faccio al computer, però ci sono delle volte in cui mi porto comunque i miei acquerelli e vado lì a disegnare. Certo, un po' non ci sto a fare niente, però in realtà ci sto a fare, perché Open Campus è uno spazio che accoglie tutti quanti, e ripeto, un libero professionista dovrebbe lavorare in uno spazio di coworking, perché non c'è niente come lavorare in mezzo alla gente, cioè fra lavorare con tanta gente e starsene chiusi in casa a fare le proprie cose, secondo me non c'è paragone. Arriviamo più avanti a parlare anche di questo aspetto, perché in Sì. realtà l'avevo già pensato poi di affrontare Ti ho questo anticipato. discorso, però Che intesa. è arrivata una domanda. Aia, c'era anche il momento delle domande. Angelica ci chiede, dici degli abbracci cinefili, sono bellissimi. Ah sì, allora, perché Che cosa sono gli abbracci cinefili? ho fatto una serie di illustrazioni in cui c'erano personaggi nei film nemici che si abbracciavano, perché una delle cose che amo fare di più nelle mie illustrazioni è o eliminare l'elemento di macismo che ne so, dal mondo dei supereroi, o prendere dei personaggi che hanno sempre avuto una connotazione nei film e dargliene una completamente diversa. E poi me lo chiede la mia amica Angelica, che ho conosciuto tanti anni fa, quando non esisteva Facebook, e scrivevamo entrambi in un forum di cinema. Ti ricordi i forum Sì, su internet, i certo. forum tematici? Tu sei appassionato di cinema? Eh sì, sono appassionato di cinema. Adesso purtroppo lo sto disertando da molti anni, sono molto incostante. Però Angelica l'ho conosciuta proprio in un forum di cinema, poi ci siamo conosciuti dal vivo con tanta altra gente sparsa in tutta Italia, in tempi in cui comunque era un po' pionieristica questa cosa di stringere contatti su internet con dei perfetti sconosciuti. Adesso Di che anni stiamo parlando? stiamo parlando del 2000, del 2005, una cosa del genere. Più o Che meno, c'erano le 2004. le chat c'erano? Sì. A me è capitato di conoscere qualche ragazza in chat. Noi avevamo formato proprio un gruppo di appassionati di cinema, e poi ci eravamo incontrati, che ne so, a Luca Comics o alla Mostra del Cinema di Venezia. È stata una cosa Tu fantastica. facevi incontri più elevati, diciamo così. eh, Io a volte, a me capitava anche di chattare, Per di murigare. conoscere delle persone. Per murigare, Vabbè, quello stai murigando. Esatto. No, però in realtà capitava appunto di fare degli incontri. No, è stato- Però era diverso, c'era un sapore differente. Ora con i nuovi social non ti devi più immaginare nulla. No, certo. Prima, All'epoca- prima pensavi come sarà questa Ma persona. mi ricordo che c'era stata una discussione lunghissima, tipo, ma facciamo una sezione in cui mettiamo le nostre foto, che adesso è normale. Però c'era stata C'era una paranoia. c'era stata una discussione per decidere se farlo o non farlo, poi l'avevamo fatto molto timidamente, insomma, però certo, ovviamente erano anni diversi per il web, diciamo. Sergio Così. Picciao sta ancora aspettando il suo quadro, ci ha scritto anche Sì. Giorgia Aramu, adesso devo recuperare il commento. Giorgia, spero tu non abbia cancellato il fatto che hai scritto che siamo due figli. Due figli, poverina. No, secondo me l'ha scritto gusti. E poi l'ha cancellato. l'ha cancellato È perché ha tornato detto indietro. non lo so, però vabbè, noi ci crediamo, Giorgia, Sì. noi ci crediamo Ci e ti credi? salutiamo. Sei un ingenuo. Ma sì, Ma sì, fa piacere, anche perché Giorgia è una bella ragazza, È quindi simpatica, se certo. ce lo dice lei, grazie Tra l'altro Gio. lei l'ho conosciuta una serata in cui stavo facendo disegnini. Hai visto? Questi disegnini fanno incontrare la gente. Sì, sì, sì. Davvero? Sì, stavo facendo disegnini all'Old Square per una
startup. Giorgia si è avvicinata perché Giorgia è attentissima a queste cose, Beh, sensibilissima. c'erano tante persone, Quindi- sì, è vero, è attente. Quindi era una serata per una startup che stava facendo promozione, una startup di Open Campus di nome Guide Me Right, e quindi io stavo facendo disegni durante la serata e lì ho conosciuto Giorgia, insomma. La cosa bella di, appunto, di questi eventi dal vivo è che poi quando tu stai disegnando le persone, poi le conosci davvero, anche solo per 3 minuti. Ci sono delle persone che poi non ho più rivisto, però ci sono stati dei casi in cui mi hanno raccontato vita, morte e miracoli in quei 10 minuti in cui facevo i disegni. Quindi sono Come se fosse una disegni, seduta sono terapeutica. disegni psicanalitici. Non lo sono, però molte persone li prendono in questo modo. Mi è capitato, ad esempio, molte volte a Sarruga, al festival di Sì, arte parliamo, di strada. ma appunto, Ti sto anticipando troppo. sì, vero? arriviamo a Dimmi- Sarruga, che è il dammi tu una festival che scaletta. si... Dimmi che- cosa devo dire e cosa non devo dire. Dimmi, No, ma non No. esiste. Oggi è una chiacchierata libera. Vabbè. Siamo qui. Ogni tanto Riccardo disegnerà, Sì. perché lo sto Oh, però distraendo. Lo sì, sto perché ho distraendo disegnato tutto il tantissimo. ho disegnato tutto il giorno e quindi volevo farmi una pausa e farmi una chiacchierata. Però ogni Non c'è tanto- problema. ogni tanto Però è torno. bellissimo. Lui ha portato il suo cavalletto qui, Certo. a tutti i suoi attrezzi. Mi accompagna sempre, da Sono 10 anni. Sono meravigliosi. Tu hai collaborato con il Festival Sarruga. Sì. Quest'anno Ha fatto- eri in prima linea, tra l'altro, in mezzo alla gente. Che cosa ha significato per te partecipare in questo modo? Perché hai avuto modo di collaborare anche con il Festival sulla Terra Leggeri. Sì, è vero, è stato organizzato, uno spasso il cui incredibile. direttore artistico è Flavio Soriga, Sì, 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 che salutiamo. Ciao, Ciao Flavio. E Paola, anche Ciao Paola, e sì. un sacco di altra gente, insomma. Ma Salutiamo saluta, tutti. prego. Ciao Gianluca, ciao Nico, no, dai, fermiamoci. Ah, veramente. ok. Hai avuto modo di collaborare con anche altri festival, però in questo caso eri in prima linea, in mezzo alla gente, in mezzo agli artisti di strada. Tu Sì, no, stesso sei un artista di strada. sì, ma Com'è andata no, io questa esperienza? mi sentivo assolutamente un privilegiato perché all'epoca era proprio un novellino di queste cose, invece gli altri artisti di strada che partecipano a Saruga sono dei veterani. E tra l'altro, anche qui, cosa Sì, incredibile... no, io rido perché Perché- Giorgia ci ha scritto. Mica l'ho sentito che Riccardo ha detto poverina. Sì, Boh. E non me lo rimangio. Gio, vabbè, è il bello della diretta. Ma sì. No, poverina perché ha detto che siamo belli, in realtà indirettamente... Ah, era- ok, perfetto. Quindi mi dicevi, torniamo a Sarruga. Sì, no, stavo dicendo, non per essere ripetitivo, però la collaborazione con Saruga è nata perché pochi giorni prima della prima edizione, per puro caso, avevo incontrato uno degli organizzatori, Mirko, e gli avevo fatto un disegno. E quindi non ci conoscevamo. E, quando gli avevo consegnato il disegno, lui era stato così carino da dirmi: guarda, noi fra pochi giorni abbiamo questo evento, è il primo anno che lo facciamo, si chiamerà Saruga, sarà nel quartiere Stampace, se ti fa piacere puoi portare i tuoi acquerelli e metterti anche tu in mezzo a noi a fare i tuoi lavori. Quindi a me non era sembrato vero. E quando sono andato lì il primo anno non ci potevo credere che avessero organizzato questa cosa fantastica, la cui importanza culturale è quella di portare appunto tutta quest'arte di strada in un evento dedicato, o come l'anno scorso di portare addirittura un tendone da circo in mezzo alla città. È stata una cosa incredibile, e quindi per me ogni anno Saruga è uno degli appuntamenti più belli dell'anno. E poi l'interazione con le persone è impagabile. Ma tu hai detto che hai fatto dei ritratti alle persone. Sì, Come lavori? Perché Sì, cioè, è un lavoro estemporaneo che io sono, sotto questo punto di vista, sto cercando il modo di spiegare. Se mi vedete ogni tanto leggermente in difficoltà è solo perché sto cercando di tradurre quello che penso e renderlo in qualche modo comprensibile, commestibile per Riccardo. Però come fai a fare un ritratto in mezzo a tutta quella gente? Cioè, noi siamo abituati all'idea che quando tu fai un ritratto hai la persona di fronte e le dici... Sì. Spostati un attimo, mettiti un po' così. Cioè, però in realtà in questo No, caso non come fa- hai lavorato? non Cioè, fa- hai fatto ovvio- delle caricature, hai colto dei particolari che poi sei riuscito a... Esatto, allora il punto è questo, che l'ideale per fare un ritratto è conoscere la persona che stai ritraendo, ma conoscerla proprio di persona, perché è vero che devi prendere i lineamenti, però essendo io un illustratore, non una fotocopiatrice, non mi limito a riproporre i lineamenti, devo sempre cercare di attaccarmi a qualcosa di personale per fare un ritratto. Quindi quando in strada devi disegnare delle persone che non hai mai visto, che hai conosciuto mezzo minuto prima, devi trovare un modo per agganciarti a qualcosa, per facilitarti il lavoro. Quindi, prima di tutto io cerco di far parlare il più possibile le persone che devo ritrarre, quindi cerco di tirargli fuori una storia, qualcosa che
che funga da materiale per realizzare E quindi l'illustrazione. torniamo all'aspetto psicanalitico. Un Un minimo. per me l'importante è che chiacchierino e che si sbottonino un pochino. Poi c'è chi fa tutto da solo, insomma. Facciamo un esempio. Esatto. Facciamo un esempio in diretta. Esatto. Riccardo sta disegnando. Mhm. Lo faccio. Arrivo io in Sì. mezzo alla strada. Io Ciao. ti caccio. Io Che ti bello! sì. Ciao, io sono Simone, Ciao piacere. Riccardo, piacere. Riccardo, sono pieno Ti di piacciono i disegni? Sono pieno di problemi. Sei pieno di problemi. Sì. ma- allora, questo è un inizio terribile, però Simone, devi lavorarci Mi è andata sull'inizio. male una storia. Ti è andata male una storia e quindi vorresti un disegnino? Sì. Ah, mannaggia, però non bisogna disegnare la persona. No. No, quindi bisogna evitare assolutamente. Mi hanno altre spezzato persone. il cuore. Ti hanno spezzato il cuore. Come, ma non è che c'è. Cioè, se le storie vanno male, la responsabilità è da entrambe le parti. Tu cosa hai fatto? Me l'ha nel detto tuo? il mio psicologo anche questo. Certo, tu ne hai combinata qualcuna? Ma dovevo migliorare anche io, Dovevi diciamo migliorare così, anche sì. tu, certo, certo. Cosa fai di bello nella vita? Mi innamoro. Mi innamoro, un disastro penso solo a totale lei. proprio, un disastro, mamma mia, ci credo Ma che tu è nel scappata. frattempo, ecco, se succede una cosa del genere, tu riesci Cerco a... di allontanarmi. Cerco di allontanare. Sì, la strategia sarebbe quella. Che rompi palle, cioè sei il peggiore. Ma è terribile. L'approccio invece deve essere che bello. Ti è mai capitato che ti toccano il disegno mentre lo Possono stai fare facendo? quello che vogliono. Possono fare quello Ma che sì, vogliono. sì, anche perché poi magari questa cosa si presta a delle scelte simpatiche. Nel frattempo Si presta siamo alle mani. tornati. Nel frattempo ho svestito. Scusate. Ah, sì, ok. Ok, bravo. Olè. Oh, Sono tornato io, ero quel incredibile. personaggio lì che Sei stavo come facendo. Superman e Clark Kent, Sì, bellissima sono sta cambiato, cosa. giusto? Sì, è vero, in effetti sì. In Vedi? effetti sì. Guarda, Cosa? ci vediamo anche qui, bello. vediamo l'anteprima. Però, appunto, tu permetti di fare quello che vogliono mentre stai Sì, disegnando? cioè generalmente non impongo troppe regole. Poi, ovviamente, ad esempio a San Luca molto spesso capiti che ci sia una baraonda, lì un minimo di controllo ci vuole, però bisogna prendere un po' a ridere. Altrimenti, se una persona ha tanti problemi con la confusione, con il gestire le cose improvvisate, forse non dovrebbe disegnare per strada. È bene che disegni a casa sua, no? Ovvio che se lo fai è un po' anche per metterti alla prova su questo. E poi ovviamente l'esperienza aiuta. Ormai sono un po' di anni che faccio disegni in strada, quindi pian pianino capisci fin dove puoi spingerti, le cose che è meglio lasciar perdere. Ad esempio, i primi anni io mi portavo un sacco di strumentazione dietro. Perché mi dicevo, ovviamente sono fuori di casa, capita un'emergenza, devo avere tutto quello che mi serve per disegnare. In realtà è un errore, perché più cose hai, più in una situazione di emergenza non sai dove girarti. Invece se viaggi con l'equipaggiamento minimo per lavorare, un numero limitato di colori, un numero limitato di strumenti, sai che in qualsiasi situazione potrai usare sempre solo quello e in realtà paradossalmente ti salva la vita, perché almeno a quello non devi pensare, a tutte le possibili complicazioni. Tu sai che qualsiasi cosa succeda, tu hai due pennelli, uno grande per i colori più grandi, uno piccolo per i dettagli, un set di colori che è quello e ti devi arrangiare. È bello, anche quello è un esercizio. Anche quello è un esercizio, certo. Che uno dimostra effettivamente di avere conoscenza Sì, non lo so. È Se non tecnica altro- questa. sì, quella è assolutamente tecnica. Se non hai la conoscenza è lì che impari a sviluppare delle competenze. Che poi applichi in tutto il tuo lavoro in termini di velocità con cui realizzi un disegno, velocità con cui colori o con cui abbini i colori. Quelle sono tutte cose che poi ti porti a casa e che usi nel lavoro professionale in cui hai tutto il Lo giorno. capisco bene perché io faccio il clown da 8 ore Ok. nella vita. Ah. All'inizio È incredibile perché prima della trasmissione mi hai raccontato 8 milioni di cose che facevi e non hai detto questa. Allora c'è l'imbianchino, il pilota di autoscontri, il professionista. Di tutto hai detto e adesso esci fuori col clown. Io non credo a niente di quello che dici. A niente. Cioè secondo me tu lavori in radio. succede che succedeva che all'inizio mi dotavo di valigette, trucchetti, eccetera. Elefante, Adesso la scimmia. lavoro semplicemente con l'improvvisazione, Mhm. cioè improvviso con Perché ti sei quello accorto che che tu fai ridere. Sì, perché in realtà anche io avevo bisogno, quello ti dava più sicurezza. Certo, In è realtà vero. bisogna Ti fa ridurre. sentire sicuro quando stai uscendo di casa. Perché dici, così ho tutto. Però poi alla fine, secondo me, ti complica la vita. avere Anche perché troppa molto roba. spesso non usi nulla, usi sempre le stesse cose. Assolutamente sì. Io mi portavo 800 colori, mi portavo una scatoletta tutta di acquerelli, ma poi usavo solo i 2 o 3 che avevo nella tavolozza, ovviamente, perché quando stai andando di corsa non è che dice alla gente, "Ah, aspetta che per 10 minuti mi risistemo tutti i colori."
cioè, Sergio ci scrive: Riccardo è una delle persone più speciali che io abbia avuto l'onore di incontrare nei miei anni di esperienza presso Tiscali. Vai zio. Lo dice a tutti in realtà. No, Però è bello ci vogliamo sentire molto queste bene. manifestazioni. Sì, ci vogliamo. Allora, io e Sergio siamo diventati veramente amici un giorno che ci conoscevamo, lavoravamo insieme a Tiscali, ma ci conoscevamo da poco. Queste storie le racconta sempre lui perché lui che ama raccontare la storia di come ci siamo conosciuti. Però sostanzialmente un giorno eravamo davanti alla macchinetta del caffè a Tiscali, stavamo bevendo un caffè, appunto ci eravamo rivolti la parola qualche volta, ma niente di che, e lui mi dice: io fra qualche giorno devo partire a Parigi per farmi un viaggetto così, vuoi venire? E io gli ho detto subito sì. E poco tempo dopo siamo partiti. E quel viaggio insomma, ci ha Vi ha unito legati molto. tanto? Sì. E quindi ci vogliamo tanto bene. Tu hai avuto modo anche di collaborare con Peter Marcias, quindi con il cinema. Continuo a collaborarci con Peter. Come siete arrivati? Come vi siete conosciuti? Allora, ci siamo conosciuti grazie ad un lavoro che avevo fatto. Uno dei lavori ai quali sono più legato in assoluto. È stato un lavoro che ho realizzato insieme alla cantautrice Chiara F. Ciao Chiara, la salutiamo. Ciao Chiara, certo, per l'associazione ARC. L'associazione ARC è quel gruppo incredibile di ragazzi e di ragazzi che si battono come dei leoni per i diritti LGBT. Sì, sono venuti più volte Insomma, qui. immagino, sono dappertutto, sono fantastici, io li adoro. Dovevano realizzare il video promozionale per il Pride di quell'anno, che era il Pride di 2 anni fa. Non mi ricordo, un disastro a collocare Sì, le mi cose nel pare, tempo. però Mi sembra di sì. comunque ci siamo capiti. Esatto, e quindi insomma lo chiedono a me e a Chiara di fare un cartone animato, quindi con la parte musicale. Io e lei ci incontriamo, ci intendiamo perfettamente su quello che volevamo fare, cioè raccontare una storia usando un linguaggio molto infantile, perché con certa gente che è degoccio, che le cose non le capisce, devi parlare il linguaggio dei bambini, perché altrimenti non ce la fai a fargli capire delle cose che dovrebbero essere molto elementari da capire in realtà. E insomma, quel lavoro è stato un lavoro Il brano di Chiara era fantastico. persino un cieco, giusto? Non No, vorrei sbagliare. Aveva scritto anche persino un cieco. Sì, Chiara aveva già Ok. collaborato con l'associazione ARC. Per me era la prima volta, Ok. però no, quella era forse Era l'anno prima, l'anno forse, precedente, cosa volevo dire? Insomma, quindi questo video insomma ha avuto molto successo, insomma è stato molto bello per me e per Chiara, perché l'hanno visto tante persone. E poi insomma tramite l'associazione ARC questo video io ho potuto conoscere Peter Marcias, che aveva visto il video, mi aveva presentato un giorno Michele Pipia, che è uno dei ragazzi che sta nel direttivo dell'associazione ARC. Insomma, è così ho conosciuto Peter, con cui è nata una bella amicizia e tante collaborazioni. Con lui invece seguo tutta la parte di animazione, perché il mio lavoro è diviso in maniera molto, molto netta fra illustrazione e animazione, cartoni animati, insomma. Sì, hai fatto, disegnini e cartoni abbiamo hai detto, no? anche fatto le scenografie per il video di Flavio Secchi, Questa vita in mezzo al mare. Sì, esatto, Ciao Flavio! insieme a Gio. Ciao Flavio, ciao Gio e ciao a tutte quelle centinaia di persone che hanno Sì, lavorato anche al lì video. che lavoro è stato fatto lì in realtà? Beh, lì è stato fatto un lavoro gigantesco, perché c'era tutta la parte girata da Gio Bastardi, e poi io invece in post-produzione ho realizzato tutta una serie di illustrazioni ispirate al mondo dei tarocchi. E poi Damiano, il ragazzo che si è occupato di fare la post-produzione, con le sue magie e i suoi effetti speciali, ha fuso le mie illustrazioni e le mie animazioni con il girato dal vivo, con questi programmi moderni, queste diavolerie. Andate su moderne, YouTube, Sì, era guardate il divertente. video Questa vita in mezzo al mare di Flavio Secchi e vedrete che bel lavoro ha fatto Riccardo Azzeni. Beh, lì è stato un lavoro di squadra incredibile. Sì, incredibile. insieme a Gio Bastardi, la regia di Gio Bastardi, ma veramente sono state tante le persone, gli artisti che hanno collaborato e si sono messi appunto in discussione, perché è un lavoro nuovo, giusto? Beh, Cioè, sì. almeno ricordo che Gio mi aveva parlato di un lavoro che stava in qualche modo sperimentando. Sì, no, è vero, è stato un esperimento un po' per tutti quanti, perché era difficile mettere insieme tutte queste cose, poi ovviamente restituendo la cosa più importante, cioè dare risalto alla canzone di Flavio, perché ovviamente il risultato era quello, il risultato era assolutamente quello. Non lo so, pensiamo di avercela fatta. Sì, Eravamo tutti è molto uscito contenti. un bellissimo Eravamo tutti lavoro. molto contenti. Con sì. Peter Marcia siete arrivati al Giffoni Film Sì, Festival. è vero, con un cortometraggio animato che si chiama Il mio cane si chiama Vento, che racconta la storia di un bambino che perde il suo cane. E poi però pian pianino scopre che l'amore è una forma di energia rinnovabile, come quelle che
insomma... L'amore è una forma Sì. di energia No, rinnovabile. sì, Questo lo è bellissimo. lo è, non sono nemmeno frasi mie, penso quanto sono belle. Pazzesco. E quindi insomma poi scopre che l'amore non si esaurisce, ma lo puoi regalare ad un altro cane, insomma c'è modo di riutilizzare questo sentimento, anche se sembra che se ne sia andato, perché si è scollegato da quello dall'oggetto del nostro amore, insomma. Ed è stato un lavoro incredibilmente bello. Per me forse è la prima volta che lavoravo ad un'animazione così complessa, ed era la prima volta che collaboravo ad un'animazione pura con un regista esperto come Peter, che aveva già lavorato al cinema, e per me è stato molto importante perché da un punto di vista creativo, insomma, inizi a fare il salto di qualità quando ti relazioni con degli artisti e dei creativi competenti, quindi per me è stata una palestra che mi ha dato molte soddisfazioni. Interessante. Continuiamo a parlare tra poco di Riccardo Azzeni, dei disegnini, delle illustrazioni, dei cartoni animati e di tutto il mondo che ruota attorno a questo artista che io adoro personalmente, anche se poi chi intervista non dovrebbe mai dare dei Ma giudizi. infatti stai facendo un Però, disastro, Simone. però sono- L'ABC, è l'ABC Però questo. a me veramente Riccardo Devi piace mantenerti tanto, mi piace sobrio. come lavora, questo lo dico. non Andiamo però nego. a farci un ascolto. Andiamo a ascoltare il Bob Dylan che appunto piace tanto a Riccardo Sì. Azzeni. Questa è Tangle Up in Blue. Noi continuiamo E noi la canteremo. nel fuori onda e voi rimanete con noi. Comunque quando dici fuori onda avevi sempre la voglia di, che ne so, grattarsi, come se nessuno ci vedesse più. E invece ci vedono tutti. Ci vedono tutti, sì. Sta premendo i pulsanti, sta cambiando le cose. Ok. Oh. Io vorrei che tu finissi il disegno, Ah, però, addirittura, perché proprio- magari lo facciamo vedere a chi ci sta ascoltando. in Mannaggia, non questo ce la farò, momento. perché sto chiacchierando Stiamo troppo. chiacchierando, Tu mi fai- vabbè, riusciamo... Ma secondo te è un problema se rimaniamo zitti 3/4 d'ora adesso? Sì? Sì. No, tu vai a fare le tue cose, io finisco il disegno. No, devo dire che mi perdo ad ascoltare le cose perché sono, ti ripeto, essendo cresciuto con mio padre che dipingeva e un po' rivedo determinati passaggi. No, sì, ma... Cioè, per esempio, tu la mattina ti svegli, che cosa fai? Chiaramente colazione come tutti, ti fai un caffè e inizi a No, disegnare. no, ti fai un caffè, la fai facile. Io e la mia coinquilina non facciamo colazioni così semplici. Allora, la domanda è: vuoi sapere cosa mangio per colazione o vuoi sapere cosa faccio dopo? Perché richiedono molto tempo entrambe le cose. Cosa vuoi sapere? Cosa mangi? Cosa la mangi a mattina? colazione? Bevi Allora, il latte? No, non sono sempre stato un fan del latte, però ormai da anni non lo bevo più. La colazione consiste in questo: una tisana, poi una spremuta d'arancia, uno yogurt con i cereali, un kiwi, il pane con la marmellata. Se abbiamo della frutta secca, mangiamo della frutta secca. Durante le feste una fetta di panettone che diventano 4, 5, 6. Io nel frattempo controllo la webcam, quindi caffè, se mi vedete troppo vicino e poi basta, non insomma. spaventatevi. E poi basta, Ok. però è una colazione A me sono rimasti complessa. tipo 5 pandori ancora da aprire. Bello. Cioè, il pandoro ti permette di andare di rendita, di vivere di rendita Sì. almeno fino a Pasqua. Ma tu sei più tipo, questa è una domanda psicologica, più tipo da panettone o da pandoro? Rispondi. Ho il cuore spezzato. No, scusa, quello era quello di prima. Sì, no, Io sono tipo da pandoro. Ah, ti piacciono le scelte facili. Oppure i quindi, non ti pandori piacciono le sfide. farciti. I Ah. pandori farciti, quelle cose sono. E poi tra l'altro ti fanno venire la pancia, È un devi disastro. andare a correre per È un smaltire. Sì, è un disastro. Cioè, è un disastro. un panettone lo smaltisci in un mese, Cioè, Sì, ma secondo un me panettone mangiato tutto insieme. Sì, ma come facevi a colazione? No, ma secondo me Ma non tu fai sport? Allora, sì, da molti anni purtroppo a fasi alterne, credo che si evinca ampiamente dalle mie forme. Però sì, faccio incredibilmente, la gente non ci scommetterebbe un nichelino, però faccio sport. Nel dettaglio, di recente ho iniziato a fare box, tu pensa, è un'attività fantastica. E poi l'anno scorso, no, 2 anni fa ho imparato ad andare in bicicletta. Figurati, ho comprato la mia prima Cioè, bicicletta che non ci sapevo andare. non sapevi andare in bici? No, e ho imparato ad andare in bicicletta. Io in Pensa bici un po'. 4 mesi fa mi sono storpiato. invece. Perché tu invece la usi molto, ti vedo sempre. Mi vedevi perché adesso sono un po' fermo perché mi sono spaccato Ouch. tutto il mento qui. Ah, sì.
Sì, lo sai che me l'avevi raccontato, ma infatti stai facendo manovre sbagliate. No, sono finito in una grata, la ruota anteriore Ouch. mi ha sbattuto in avanti, mi hanno messo 13 punti, Oh, insomma, è caspita, che stata... cosa seria. Sono Allora, lussato la mandibola qui, guarda, tutto mamma qui. mia. Cioè era diventato un problema a mangiare, ho fatto un mese e mezzo a omogenizzati, è Oh, stato caspita, però terribile. sei dimagrito, no? Sono dimagrito, ho Vedi perso... che bello. non ho fatto sport, ma mi sono tenuto in Sei forma. dimagrito. Quindi dici Con gli la- omogenizzati. il segreto del tuo successo è di tanto in tanto avere un incidente in bici, no? Ah sì? Per Perché tu mantenere mi la trovi linea. magro? Per mantenere Sono la in linea. linea. Vabbè, diciamo che questa camicia me la posso ripermettere. C'era un periodo in cui non me la potevo più permettere. Comunque, addirittura. nel frattempo ci guardano. Io a volte me ne dimentico. Io non me ne sono mai E dimenticato E di lui sta questa continuando a cosa. Non disegnare. me ne sono Io mai me ne dimentico perché forse è più normale stare qui dentro per me. Però, vabbè, non ho detto niente, non ho parlato male di nessuno. No, Al massimo ho assolutamente. parlato di me. Esatto, dai, hai Eh, parlato mai di te. No, sei stato... Lui nel frattempo sta continuando a disegnare, tra poco vi faremo vedere anche che lavoro sta facendo Riccardo qui oggi su Unica Radio, è un disegno estemporaneo per noi, è dedicato tra l'altro alla radio, Certo. quindi questo è insomma un grande onore che lui sia venuto qui a disegnare per noi. Comunque torniamo alla... Abito anche qua vicino, era proprio facile. Sì? Eh sì. Ti è venuto... Mi sono trasferito di recente nel quartiere Stampaccia, che bello. Davvero? Sì, 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 sì. Hai che preso bello. una casa, una vecchia casa? Sì, una casa, insomma, non so quanto vecchia, però. Molto fredda. Molto fredda, Cosa però. fate per riscaldarla? Beh, quelle colazioni di cui ti ho parlato, per tenerci caldi. E poi c'è, insomma, c'è una stufa, insomma, così Qual è proviamo. il tuo pittore preferito? Cioè, chi è che da bambino, a parte i Io. fumetti, eccetera, ma un pittore che ti ha Pittore. colpito in particolare? Allora, io mi sono innamorato di Picasso alle scuole superiori, studiando storia dell'arte. E mi è sempre piaciuto Michelangelo perché, insomma, quel Gesù che si è immaginato sbattendosene completamente dei canoni che c'erano all'epoca, continua a lasciarmi a bocca aperta anche quella cosa là. E poi Picasso perché, vabbè, perché comunque era bravissimo, ma perché il modo di visualizzare le cose, una volta ci ho fatto un ragionamento che non lo so, probabilmente ero inconsapevolmente sotto l'effetto di qualche acido, però secondo me ci ha dato una dimostrazione di come solo Dio può vedere le cose, perché quando squaderna gli elementi, ti fa vedere più lati della stessa cosa, potresti vederle solo se fossi contemporaneamente in più punti. E quindi secondo me se tu guardi un quadro di Picasso ti senti come Dio, come solo Dio può vedere le cose. Quindi è un grande dono che un Bellissimo. pittore fa alle persone. E poi Hopper che ho scoperto più di recente, però insomma lo adoro alla follia. Poi tanti illustratori al di là della pittura. Un insomma. illustratore italiano in particolare? Ah beh, oddio, uno in particolare, un paio almeno. Mi piace moltissimo Gipi. Sono sempre stato un grande fan di Sergio Toppi, Igort e anche Angelo Monne, che poi ho avuto anche il piacere di conoscere di persona, è un uomo straordinario. Igor, Adesso- lo salutiamo. Adesso voglio raccontare, dobbiamo però tornare tra poco. Bello, sulla Bob schitterata Dylan, finale. Che qui su bello. Unica Radio, Tangle Up in Blue, brano scelto da Riccardo Azzeni in questo appuntamento Sì, che ci facciamo. vede oggi andare a conoscerlo, sia in diretta video che in audio, quindi seguiteci anche su www.unicaradio.it se volete, appunto, se non ci potete vedere, ci volete ascoltare, oppure potete fare così. Ci ascoltate da Facebook, abbassate la finestrella di Facebook e noi in audio andiamo uguale. Sei in Marzullo adesso, eh? Vero? Sì, No, sì, beh, sì. perché ero più didascalico. Ah, ok. Ma Stavamo Facebook aiuta a parlando... vivere meglio? O... Dipende, No. a volte Facebook peggiora e basta, però bisogna saperlo usare. Bisogna saperlo Come dice usare. un mio amico, come tutte le cose, bisogna saperlo usare. Non è sbagliato Facebook, Facebook ha permesso di permettere a tanti stronzi di mettersi meglio in evidenza. Quindi, però, appunto, tornando poi al discorso che facevamo nel fuori onda, abbiamo parlato di Igor, lo salutiamo Sì, perché tu ci hai detto che Igor poi non, lo adoro. insomma, chi poi ci sta ascoltando solo in audio, c'era la canzone e non ha potuto poi ascoltare quello che stavamo dicendo, io ti racconto a un Carel Music Expo Ah, acquistai il libro di Igor, quello dedicato a Fats Waller. Un libro bellissimo, io rimasi colpito sfogliandolo, non avevo i soldi
per comprarlo. Come al solito. Mamma. Arrivò il mio soccorso Pacci, Stefano Cortis, che mi disse: ti presto io i soldi. Quindi grazie a Stefano sono riuscito ad acquistare il libro. Andai da Igor e gli chiesi di farmi una dedica. Ah, Ma lo sai cosa ha fatto Igor? no. Mi ha detto: mi procuri una matita? No, che disastro, eravate disorganizzati. Non avevo tutti e due. matita. Procuriamo una matita. Mi ha fatto una dedica con un disegno personalizzato. Lui è fantastico. Mi ha ridisegnato Fats Waller, ma Fats Waller è uno dei miei pianisti preferiti, poi lui pianista, cantante, insomma protagonista di una certa epoca del jazz, e quel libro lo custodisco tanto caro. Ci sai. credo. Quindi salutiamo Igor, se ci guarderà o se ci sta ascoltando, appunto, con tanto affetto, davvero, Sì. con tanto affetto. E quindi mi dicevi, con Igor avete avuto modo di confrontarvi? No, io non lo conosco di persona, sono un grande fan dei suoi lavori, quindi poi tra l'altro fa un uso magistrale dell'acquerello, quindi io ovviamente ho un debole per tutti gli acquerellisti, un po' per deformazione professionale. Ci sono delle marche in particolare che utilizzi, tanto non ce ne frega se facciamo pubblicità o meno, ma quello che a me interessa è veramente capire, per esempio, hai un pusher di acquerelli? Sì, sì, il mio pusher di acquerelli si chiama Incas Pisano. Sì? Sì, gli acquerelli che uso sono quelli della Winsor Newton, quindi insomma sono... Winsor e Newton. Sì. Sono curioso perché in realtà gli acquerelli che tu compri a un supermercato non riescono a... beh, Cioè, se costano, qual è la differenza? se Ecco, costano spiegaci così qual è la tanto di differenza. più. A me interessa capirlo. Beh, c'è la differenza nel modo in cui si relazionano alla carta, nel modo in cui il colore viene assorbito dalla carta, nel modo in cui Cioè, ci sono la quelli che sono lucentezza- scarsi che sono ingestibili praticamente. Sì, sono ingestibili, hanno una lucentezza diversa, si mescolano peggio con gli altri colori, sono molto più imprevedibili, cioè tu parti che hai un'idea e dei buoni acquerelli ti accompagnano in quell'idea, altri invece sono, ogni volta che metti il pennello sulla carta non sai cosa può succedere. Poi non lo so, io non uso acquerelli scolastici, diciamo, da una vita, quindi non lo so, insomma, però sì. Ma diciamo che ho notato Mi la ha sempre differenza quando ho fatto colpito. il E salto. anche le matite devono essere di qualità, giusto? Sì, e poi in realtà... Io mi ricordo quando a scuola, soprattutto alle medie, alle superiori, Ah. quando facevo la tecnica, l'educazione tecnica, ci davano da comprare le matite, che ogni matita doveva avere una caratteristica, Certo. doveva essere utilizzata per cose diverse. per cose diverse. AB, HB, B, B2. Certo. Io non ci ho mai capito una mazza. Ci spieghi come funziona il mondo delle matite? Voglio diventare amico delle matite. Allora, ovviamente ci sono le matite più morbide e quelle più dure. Tanto più si sale con la B, più diventano morbide le Più matite. B hanno, più sono morbide. Più H hanno, più sono dure. Ok? Quindi credo che- HB è un È compromesso. un compromesso, bravissimo. Credo che sia la differente quantità di grafite di piombo, la diversa percentuale di grafite È la di matita piombo. più dura che c'è, HHHH, no? No, credo che sia tipo 7H. 7H. Mi sembra di sì. Quindi se è B4 è morbidissimo. 4B è molto 4B. morbida, sì. Infatti se tu studiavi musica, cioè perlomeno il mio maestro, professore di musica alle scuole medie ci diceva di comprare sempre la 3B perché potevi fare le note molto morbide, insomma, quando le disegnavi nel pentagramma. No, ti spiego, siccome io sono mancino, succede che mi sporco sempre le mani quando scrivo. Perché forse usi le matite comunque troppo morbide. No, perché uso le penne che non asciugano in tempo e la mano va ok. sopra il tratto. Certo, sì. Quindi solitamente utilizzo le matite. Quando Ok. le vado ad acquistare, siccome prediligo le matite morbide comunque, Ok. perché Secondo me dovresti acquistare un HB. HB? Se Ok. prendi una 2B è già comunque troppo morbida, le usi per scrivere, giusto? Sì. Allora, sì, non ti serve che siano così morbide, no? Comunque, Riccardo è mi una ha conversazione risolto. noiosissima questa. Riccardo mi ha risolto. No, vabbè, credo. Magari l'hai risolto a tante persone. Cosa significa per te un po' la popolarità che hai raggiunto? Ma cosa stai Che cosa, dicendo? beh, sei molto conosciuto a Cagliari. Cos'è significato per te? Io mi ricordo la prima volta che ti ho visto arrivare in bicicletta, ho detto: quello è Riccardo Azzeni. Neanche ci conoscevamo, eravamo alla festa di Carlotta Comparetti.
in via Piccioni. Ciao Carlotta. Ciao Carlotta, è Però, vero. Che in realtà sei ridere. un personaggio che sta iniziando a raccogliere, Ma insomma, no. un po' di consensi. Per te sta cambiando qualcosa? Ma non lo so, io, non penso di essere arrivato da nessuna parte se non a un punto per cui conosco tante persone, insomma, e questa è una parte molto piacevole del lavoro. E poi sto sperimentando magari cose nuove. Ripeto, poi che cosa sia che cosa voglia dire essere arrivati non ho veramente idea di cosa voglio dire perché poi comunque niente, tu tutte le mattine vai e fai il tuo lavoro, quindi che è sempre uguale, nel senso non c'è nessuna differenza fra il lavoro che faccio adesso e quello che facevo prima in termini di quello che ci devi mettere per arrivare ad un prodotto di qualità comunque. Non ho idea di quello che ho detto. No, è bello che tu mi risponda in un certo modo e mi ricorda tanto un'intervista che fecero a Giorgio De Chirico, che potete ritrovare su YouTube, mentre lui dipinge il sole nel cavalletto. E parte proprio dall'inizio, dal tratto con il carboncino, Mhm. fino a dipingere. Era burberissimo. Sì, Però ho visto qualcosa. hai visto qualcosa? Cioè, il giornalista non sa come rivolgersi a Sì. De Chirico perché a un certo punto perde le speranze. Non è questo il caso, però abbiamo Non parlato... solo per la parte dell'essere burbero, per tutta una serie di ragioni, non è questo il caso. Tu mi hai detto tra le tante cose che hai una predilezione per i dolci, ma mangi praticamente tutto. Sì, non Io, ne vorrei oggi si toccare. parla un po' di tutto, si Insomma, racconta non ne Riccardo vorrei toccare. Azzeni. Cosa vuol dire mangio di tutto? che non sono schizzinoso. E poi sono fermamente convinto che il palato sia solo una delle altre parti del corpo che puoi allenare. Quindi, ad esempio, un aneddoto pratico. Io ho sempre odiato il kiwi come frutto, l'ho sempre detestato. Il Perché? sapore, la Perché? consistenza, non mi piaceva niente, il retrogusto, come ti lasciava il palato. Però questa cosa mi dava fastidio perché, ad esempio, un sacco di dolci hanno il kiwi, tipo le crostate alla frutta hanno sempre il kiwi. Quindi un giorno, non mi ricordo bene dopo quale ragionamento, sono andato nella bottega dove andavo sempre a fare la spesa e avevo preso un bustone di kiwi e ho iniziato a mangiarne uno ogni mattina. E a un certo punto non mi ricordo quando è successo che non potevo più fare a meno del kiwi a colazione. Quando era diventato proprio una parte integrante della colazione. E ora, se ho un kiwi a colazione, sono molto contento. Ho scoperto che mi piace moltissimo il kiwi in realtà. E Mm. così, insomma. Questo secondo me dovrebbe essere l'approccio. Questo lo sapevate? Col- Credo di no. No, perché non gliene frega niente a Quindi, nessuno. se non Però, sapete cosa regalare a Riccardo, gli regalate un kiwi Kiwi. e credo che sarà molto felice. Parlando poi di collaborazione, abbiamo parlato di quella con Peter Marcias, ma una che abbiamo semplicemente accennato prima è quella con Chiara F. Un Sì. periodo avete fatto delle cose molto carine. Eh sì, assolutamente. È Come stato- vi siete conosciuti? ci siamo conosciuti durante Sarruga, in realtà, perché io conoscevo le canzoni di Chiara. Chiara aveva già visto i miei disegni, però non ce l'avevamo mai conosciuti di persona. E durante la prima edizione di Sarruga era venuta a farsi fare un disegnino da me, quindi così ci eravamo conosciuti. Però il punto in cui abbiamo stretto una collaborazione più forte è stata proprio grazie al video del Sardegna Pride, quello di cui abbiamo parlato prima. Lì è stato il punto in cui abbiamo fatto il nostro primo lavoro insieme, che è stato insomma, che è andato bene, è stato molto piacevole per entrambi, e da lì abbiamo fatto tutta una serie di concerti in cui lei faceva la sua parte di musicista e cantante, io facevo la mia parte di disegnini, e quindi abbiamo insomma portato un po' in giro questo formato di canzoni e disegni che ad esempio è stata una delle cose che mi ha aiutato molto a velocizzarmi perché nel tempo che Chiara impiegava a cantare le sue canzoni io dovevo produrre qualcosa e le canzoni comunque non è che durano 20 minuti l'una, durano 3 minuti, quindi io dovevo velocizzare tantissimo
Io nel mentre sono incantato perché guardo il disegno di Riccardo che tra poco Incredibile, sto vi riuscendo a mostreremo. finirlo, no? Lo stai finendo, giusto? Sì, non ci avrei mai creduto perché mi hai distratto tanto, non sei stato sistematico. È tutta colpa Non si era parlato di parlare così tanto. È tutta colpa Certo, mia. come al solito. Sei arrivato qui che in realtà avevi semplicemente preparato una base. Sì, preparato Di solito prepari una base perché possa aderire meglio il colore. No, è per tutta una questione, diciamo, emotiva, nel senso, quando finisco le matite, per me è importante capire quale sarà il messaggio che voglio trasmettere o l'atmosfera che voglio creare con il disegno, oppure cosa la gente deve percepire di quel disegno. Quindi io faccio una prima passata di colore che impiega molto tempo ad asciugare, per questo l'ho fatta prima di venire qui, altrimenti avrei dovuto passare 40 minuti a guardare Adesso è il foglio finito? che asciugava. Ma sì, possiamo dire che... Lo facciamo vedere sì. ai nostri amici che sono rimasti con noi fino a questo Che sono rimasti, momento. dici, quei pochi che, Sì. hanno resistito alla faccenda della colazione, diciamo che è stato il momento più... Come funziona? Non si vede niente. Vai tu. Riccardo, ti Adesso- copro io con il disegno. Questo è il disegno che lui ha dedicato a Unica Radio. Adesso lo vedete al contrario, però dopo posteremo una foto e ve la faremo vedere meglio. Ci scrivono, ci continuano a scrivere nel frattempo. Questo... Ma dici di più della colazione. Sì, no, aspetta, adesso andiamo a leggere i messaggi. Però mi interessa capire anche che cosa sta succedendo in questo momento. Cioè, che periodo è questo per te? È un periodo in cui sto riorganizzando un po' di cose perché io, in maniera assolutamente stupida, sento molto questo cambio dell'anno, cioè quando si passa dal 31 dicembre al 1 gennaio, per me tipo si chiude una fase, che è una cosa molto cretina, però sono di quelli che Ci cascano. saluta Andrea Andy Murray, Ah, bello, grande. bello, lui è E uno anche dei... Nicola Contini, grande Ricky. Andrea è uno dei ragazzi con cui ho fatto Woo the Game, uno dei momenti più alti nella nostra carriera, sì. Cosa stavamo dicendo? Ho perso completamente il filo. No, mi stavi dicendo anche di Nicola. Poi mi devi parlare dei progetti di questo momento. Sì, quindi allora, l'anno scorso è passato, mi sono voluto dedicare molto all'illustrazione tradizionale, sono tornato pesantemente all'illustrazione ad acquerello e insomma vorrei proseguire in questo senso, magari cercando di entrare anche un pochettino nel settore editoriale, che insomma è molto complesso, però ci proviamo, perché ogni anno bisogna fare qualcosa di diverso rispetto al precedente. Altrimenti Certo, una ma poi le è una noia infinita. le occasioni arrivano pian piano, neanche le si possono programmare. No, però ci si può organizzare per rispondere bene quando arrivano. Infatti, veramente l'anno scorso per me l'ho preso proprio come una palestra per riprendere un po' con l'illustrazione tradizionale, anche perché dopo tanti anni passati a disegnare al computer, è la stessa cosa, perché sto sempre disegnando, però lo strumento influenza in maniera diversa la mano personalmente. E quindi mi ci sono dovuto riavvicinare al disegno tradizionale, mi ci è voluto un anno di Davvero? palestra. Sì, assolutamente, perché veramente disegnare non è, sai, come molti dicono, talento o uno c'è portato. Secondo me è molto una questione di allenamento e me ne rendo conto che non c'è niente che può sostituire 8 ore al giorno passate a disegnare. Non c'è proprio nient'altro. Disegni anche su Photoshop? Ti capita di riprendere i tuoi disegni? La facevo nelle illustrazioni che faccio sempre una post-produzione. Aspetta, qui ci sono Meda Videlis. L'altro ragazzo con cui ho fatto Ok, The Game, lo salutiamo, ti manda un manca solo cuoricino. Giuseppe Brocia. Silvia Lobina ti ciao, saluta, Lobi. ciao Silvia, e anche Emiliano Ciao, Longobardi, ciao Emiliano. Il libraio, uno dei librai più fighi di tutta la Sardegna. Lui sta a Sassari, alla libreria Azzuni, e ci siamo conosciuti perché durante Vedi Sulla che Terra Leggeri... prima non l'ho sbagliata la domanda. Cioè, No, che cosa? Un po' di popolarità c'è, ma è bella, Ma no, è sono positiva. Ma sì, no, nel Cioè, senso... Sono andato, ero lì Sulla Terra Leggeri, eravamo a la Sassari. gente che ti conosce ti vuole bene, poi Eh. si affeziona a te, ti Speriamo. segue. Qualcuno, sì. Non qualcuno. ti voglio mettere in imbarazzo, però queste sono delle testimonianze di tutto questo. Grazie, Giusto? che emozione. Ok. Quindi mi dicevi che appunto su Photoshop hai mai messo le mani? Cioè Sì. prendi questo disegno, lo rifacciamo vedere perché io sono troppo contento. Questo è un disegno dedicato a Unica Radio da parte di Riccardo Azzeni. Ecco, può essere che tu un disegno del genere guardate, sono due persone, ce lo spieghi un po'?
cosa hai visto? Due persone che ballano? Ci siamo io e te questi? No, sono due persone che ballano e hanno una radio al posto della testa, una radio vecchio stile, tra l'altro, il che tradisce completamente la mia e anche la tua età, perché Sì, insomma, non ce ne siamo qua attorno. però è molto bello. Da dove nasce questa idea? È estemporanea, Sì, suppongo. assolutamente, assolutamente. Hanno la radio in testa e ballano, dicono Sì, yeah. perché si stanno divertendo. Però insomma, possiamo potresti dire. fare una scansione e metterci le mani e cosa faresti eventualmente? Sistemerei solo i contrasti per far sì che a schermo sia più o meno simile Però a come nella realtà. non utilizzi No, non nessun aggiungo pennello, nessun No, clone. quando faccio un'illustrazione tradizionale, no, non aggiungo nessun effetto strano. Perché insomma il grosso, il 99% cerco di farlo tutto ad acquerello. Quando faccio un'illustrazione ad acquerello, quando lavoro in digitale è un'altra faccenda. Angelica dice, certo che gli vogliamo bene. Quindi tutta la gente Ah, Vianella saluta. Che bella, sì, è stato molto bello. Quindi Riccardo, abbiamo scoperto un po' meglio il tuo mondo, in realtà abbiamo bisogno di più tempo per approfondire poi insomma tutti gli aspetti Bello, vengo tutte le legati alla settimane, tua arte. Questo è l'episodio 1 di un incontro che ci ha Come permesso... Guerre Stellari, che bello. Veniamo vestiti la prossima volta. Sì, assolutamente. Dai, che figata. Come mai quello sfondo, cioè quei colori di sfondo? Ah, perché c'è questo azzurro? Chiede... Sì, è un azzurro che sconfina in un rosa, perché sono colori vivaci, un po' pop, e secondo me si prestavano un po' bene ad una radio universitaria. Ok, Così. è bello C'è uno perché... studente un po' vecchio che... Poi dopo vi mettiamo la foto, Lo vi faremo. facciamo vedere meglio Lo faremo. questo disegno. Non è vero che gli vogliamo bene, in realtà ci Ci ha ha pagati, pagati. e mi tradisce, sì, sono tutti fuori devo dare 10 euro ognuno. Va bene anche un PayPal, comunque, se mi mandate, sì. Comunque, prossima cosa che accadrà e poi ci salutiamo. Sto finendo un altro cortometraggio con Peter, quindi con Peter Marcias, e poi la prossima cosa sarà Amori Acidi, che per chi ha seguito gli eventi di Natale c'è stato Natale acido, Natale- che avete portato in giro per l'isola, in tour. in giro per l'isola, ci siamo massacrati poco prima delle feste di Natale e subito dopo per far divertire la gente. È un evento anche quello organizzato da... Chiamo a San Valentino, si chiamerà Amori Acidi, sarà al Babef. Salutiamo Federico. È Elita, sì, perché Ciao. è il mio secondo ufficio praticamente. E lì insomma racconteremo delle storie un po' acidelle sull'amore, ci sarà musica, ci saranno le magliette dei... Ah, che bella! degli- Oggi ha proprio una delle Sì, magliettine. delle magliette che sto facendo con un collettivo di amici in cui abbiamo messo scrittori e personaggi famosi della Sardegna Aspetta. in groppa ad animali strani. Facciamo così. vedere. È difficile Adesso da dovrebbe vedere. vedersi. Comunque- Avvicinati un po' di più. Non si vede perché sono troppo basso, dovrei essere alto Ok, 2 metri e mezzo. un po', sì. Comunque, insomma, abbiamo deciso di fare questo progetto appunto, mettendo degli scrittori, personaggi sardi famosi in groppa degli animali strani, perché secondo noi c'è un mercato in questa cosa della gente che ama gli scrittori e gli animali strani. E quindi troverete queste magliette al Babef per Amoriacidi, le trovate anche adesso, insomma, saranno... Adesso postiamo anche la foto della magliettina di Riccardo Yes, lo perché faremo, lo faremo. non si può apprezzare bene da questa Non ci appunto, facciamo mancare webcam. niente, Qui ti proprio. scrivono Ricky One Kenobi. No, vabbè, peggio di Mastrota. Enrico Marongiu. Qui arrivano Ciao, un Enrico. sacco di commenti. Sì, Ci rincontreremo per continuare a disegnare insieme a Riccardo Azzeni. Che Grazie bello, per evviva. essere venuto Yeah. da noi. Detto fatto, perché Sì, siamo infatti. incontrati sabato scorso. Sì, tra l'altro Quindi- di notte tardi. di eravamo- notte tardissimo, per caso. Sì. Riccardo aveva un cappotto fighissimo, gli ho detto, L'ho Ricky, visto da Babbo Natale. che bello, dove l'hai preso questo cappotto? Qui. Ed eravamo di fronte, Di fronte al negozio. Pazzesco. Sì, io mi pazzesco. metto lì, mi danno dei soldi. Ah, sì? Sì, con quel cappotto lì. La gente passa, dove l'hai preso questo lì? E la gente entra, però se lo faccio a mezzanotte come ci siamo incontrati non serve a niente. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, per aver partecipato a questa diretta, una delle tante dirette che stiamo facendo in questo periodo su Unica Radio. Ritrovate il podcast, ve lo mettiamo proprio qua sopra, guardate, qua troverete il link sul quale poi, aspettate, adesso copro Riccardo, sul quale potrete scaricare appunto tutto l'audio di Sì, questo... siete molto bravi. Di questa siete molto intervista bravi. e anche e soprattutto potrete ascoltare Bob Dylan. Perché Bob Dylan? Perché è uno dei cantautori ai quali sono più legato.
insomma, mi piace la sua vita, mi piacciono le sue canzoni, perché racconta delle storie molto belle. Alla fine è come se dipingesse dei personaggi nelle sue storie, con 2 o 3 frasi ti dà tutta una storia. Infatti non a caso è stato premiato in quella faccenda molto buffa del premio Ma Nobel. poi c'è andato alla fine. Ma non lo so, ho perso le tracce di questa storia. Non è andato. Lo scopriremo nel prossimo incontro che Bello, faremo invitalo, con no? Riccardo Chiediglielo, Azzeni. no? Se ci vuoi raccontare ma qualcosa magari tanto sulla faccenda. manda poi Riccardo. Quindi noi inviteremo Bob Dylan e manderà Riccardo Azzeni qui su Unica Radio. Oggi abbiamo fatto un esperimento. Abbiamo deciso di disegnare e di realizzare questo bellissimo abbiamo deciso. Disegnato. Abbiamo Qui, deciso io insieme. l'ho solo disturbato. Sì, L'ho solo disturbato, guardate che meraviglia. Tra poco, questa è una illustrazione che ha dedicato a Unica Radio. L'abbiamo un po' raccontata, ve la faremo vedere perché posteremo la fotografia. Grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci perché continueremo anche domani mattina, comunque nei prossimi giorni, a ospitare tanti artisti e personaggi di Cagliari che colorano Cagliari. Tra quelli che la colorano c'è soprattutto Riccardo Azzeni. Grazie Ricky per essere stato con noi, grazie a tutti voi e buona serata. Ciao.